Buongiorno e ben ritrovati. Oggi, in questa splendida giornata di sole, andiamo a cercare un sito che è segnalato ma che non avevo mai visto. L'avevo già visto da lontano ma non avevo mai approfondito. Siamo nel comune di San Priamo, la zona, il nuraghe l'insediamento si chiama Montarbo 2 perché è a poche centinaia di metri da un altro grande nuraghe, un altro grande insediamento che abbiamo già visto che si chiama Montarbo. La zona è ricca di testimonianze non solo dell'epoca nuragica ma anche di epoca romana. Infatti mi trovo sopra quello che un tempo era un grande insediamento di epoca romana. Ci sono tracce ancora di strade del selciato e di una necropoli, e quindi siamo in una zona che è ricchissima di testimonianze. Ecco, questa collinetta, questo ammasso granitico è la destinazione del mio viaggio. Vediamo un po' cosa resta di questo insediamento, cosa troverò durante questa passeggiata. E intanto partiamo dal sentiero perché, come vedete, c'è una bella stradina, una strada che si può anche percorrere con una macchina, che porta a un vecchio ovile abbandonato. Quindi la passeggiata è abbastanza semplice. Tutto intorno, come potete vedere, ci sono deboli tracce restano del vecchio insediamento, presumibilmente il romano, queste pietre, ma non solo, ci sono anche tracce di muri che magari sono stati riutilizzati. Qua c'è per esempio, queste sono traccettine, guardate qua, una bella traccia, una un po' più avanti, qua trasversali alla strada si vedono delle tracce. E poi un altro elemento importantissimo che dimostra la presenza dell'uomo, anche se poi da contestualizzare, sono per esempio, eccolo qua, i pezzi di terracotta che ovviamente sono da contestualizzare, l'epoca storica. Guardate qua, guardate, è pieno. Questo, eccone qua un altro. Lungo la strada qui è pieno, è seminato, diverse tipologie che quindi dimostrano l'utilizzo dell'area. Eccola un'altra piccola traccia. Questa sicuramente è un po' più recente, credo. Guardate che bel muro che c'è. Qui sembra anche che ci fosse un ingresso, un passaggio. Un bel muro a secco, qua sul bordo del fiume, costruito su questo blocco di granito naturale. Qui ancora, anche lì ci sono delle tracce. Insomma, questo posto sicuramente in tempi anche abbastanza recenti era utilizzato. Allora, sono quasi arrivato, come potete vedere il sito è qua su questa collinetta dietro di me. Adesso ho due opzioni: o passo qui dalla strada, dal letto del fiume, oppure qui c'è una strada, come vedete, tracce di una strada che parte via dal fiume, che questo probabilmente porta al vecchio ovile, quindi vorrei vederlo, quindi passo da qua, faccio la strada un po' più lunga, però voglio vedere dove porta questa strada. Ecco qua, intanto mi accompagna ancora questo muro, che probabilmente è un muro di recinzione per il bestiame, o non lo so, per delimitare il terreno, però forse questo qui era funzionale al controllo del bestiame. Guardate che bel muro, a parte che è alto, sarà alto almeno 1,5 metri. Bello, è difficile trovare muri così intatti ancora. Eccomi, guardate qua su, salgo, mi faccio un altro pezzo di strada, poi salgo sopra il nuraghe per vedere un po'. Ero curioso di vedere l'ovile, ma sono lontano. Ah, eccolo, guardate che muri, cavolo, è qui sulla parete di fronte a me. No, non ci salgo, vado direttamente al nuraghe, però ecco, da qui si vede. Ora non c'è più nessuno, però. Allora, non vedo, diciamo, per ora passaggi, quindi mi arrampicherò qua sopra. Magari poi, una volta che sono su, ovviamente troverò un sentiero bellissimo, pulitissimo, però non avendocelo adesso sott'occhio mi avventurerò. Aiuto, sono quasi arrivato. Devo solo superare questo mattone di spine e gristo. Diciamo il problema principale di questo tipo di attività, che te stai seguendo una traccia, magari anche un sentierino debole ma definito, e poi ti trovi davanti questi blocchi di spine e gristo che un po' mettono alla dura prova l'intera operazione. Comunque ci vediamo su. Eccolo, è là, è lui.
è arrivato. Cominciano già da qua le tracce delle strutture, che poi non so se sono proprio del nuraghe propriamente detto, o magari di delle abitazioni che erano adiacenti alla struttura principale. Io quello che farò, mi riprenderò, mi siedo un attimo, mi riposo. Nel frattempo tiro su il drone e vi faccio godere lo spettacolo dall'alto, e magari si vedono anche meglio le strutture e cosa rimane. Poi a fine video parleremo un po' di quello che abbiamo visto. Bene, come avete potuto vedere dalle immagini, un nuraghe di cui rimangono poche tracce, a parte qualche muro, così come questo che c'è alle mie spalle, le tracce di muri che ci fanno capire che la struttura era, come tanti dei nuraghi della nostra zona, costruita sfruttando questo grande masso di granito, questo grande affioramento di granito del posto, un nuraghe di cui è difficilissimo leggere la sua struttura, la sua forma. Quello che sicuramente possiamo dire è anche che, data la sua posizione, aveva sicuramente una funzione di controllo del territorio, era sicuramente collegata ai due nuraghi, gli altri nuraghi a vista che ci sono qua nella zona, come Orridrogiu per esempio e Montarbu alle mie spalle, e che probabilmente c'era anche un insediamento più a valle che faceva un po' da punto di riferimento per tutti questi, diciamo, piccoli insediamenti, e quindi collaboravano fra di loro. Vi lascio così, non aggiungo altro. Vi ringrazio per il supporto che ci date, per noi è molto importante, continuate a seguirci e ci vediamo al prossimo nuraghe.